Amici di TVA, bentrovati, si ritorna nuovamente in campo e non solo calcisticamente per una trasmissione tutta sportiva e in questa coda di stagione dove si registrano le presenze di parecchie squadre agrigentine che si stanno comportando in maniera molto onorevole. Se noi partiamo dalla Serie D, Canicattì-Licata si stanno comportando abbastanza bene. Poi per scendere in eccellenza, dove l'Acragas proprio questa domenica ha battuto l'Enna e quindi si rilancia in vetta alla classifica e a 2 giornate dalla conclusione è pronta a tagliare il traguardo. Ma mancano ancora 2 partite. Scendendo ancora di categoria in promozione, il Camarat è nei play-off, promozione, quindi un'altra squadra agrigentina che cerca di crearsi un po' di spazio per cercare di salire di categoria. Infine poi c'è l'Empedoclina che ha vinto il suo campionato e questa sera abbiamo ospite appunto l'Empedoclina in studio con gli ospiti che poi io vi presenterò. Infine poi c'è la seconda categoria, facciamo i nostri migliori auguri all'Aragona e al Serra di Falco che hanno vinto meritatamente il loro campionato di seconda, quindi approdano in prima categoria e in terza ecco, c'è il Ribera che sta veleggiando insieme al Burge. Queste 2 squadre, avendo un punteggio superiore ai 10 punti di distacco dalla terza, con molta probabilità andranno entrambe in seconda categoria. Ma partiamo da questa sera con ospiti gli amici dell'Empedoclina. Intanto complimenti a tutti voi per aver vinto questo campionato a man basse e abbiamo il presidente dell'Empedoclina, Alessandro Termino, una vecchia conoscenza, prima come calciatore e poi come presidente. Abbiamo l'allenatore Angelo Mercante e il nostro direttore sportivo Giuseppe Contino. Buonasera. Abbiamo l'attaccante Iubia Dumbia. Buonasera. Buonasera, è uno dei tanti bomber dell'Empedoclina, poi vi diremo chi sono gli altri. E dulcis in fundo l'uomo immagine dell'Acragas, Matteo Colucci. Buonasera. Non poteva Buonasera, mancare qualcuno dell'Acragas, ma in seguito, prossimamente, poi faremo una trasmissione anche con gli amici dell'Acragas. E allora, Presidente, si ritorna finalmente in promozione dopo un anno abbastanza tribolato, poi l'Empedoclina si è rilanciata, ha iniziato a vincere le partite ed ora ha tagliato con qualche turno d'anticipo il traguardo della promozione. Sì, intanto buonasera e grazie per l'invito. Diciamo che quest'anno siamo partiti dalla prima giornata di campionato in vetta alla classifica e l'abbiamo conclusa così. Nonostante le difficoltà, perché ricordiamo a tutti che l'Empedoclina ha giocato per tutto il girone d'andata in campi della provincia di Agrigento, non a Porto Empedocle. Per questo vorrei ringraziare il sindaco di Casteltermine e la società Casteltermine per averci ospitato e anche il sindaco di Campofranco e la società Campofranco appunto. Diciamo che è stata tutto sommato un'annata difficoltosa però positiva e gioiosa alla fine, perché vincere in qualsiasi categoria non è facile, quindi onore e merito a noi per aver concluso questa stagione nel migliore dei modi. Questo naturalmente dobbiamo dire principalmente vorrei fare i complimenti alla società, perché ogni tanto bisogna anche capire che quando si vince è perché si programma in maniera abbastanza, come dire, puntuale, seria. No, più che altro in maniera seria e competente la stagione, perché non è semplice appunto giocare fuori, le difficoltà che si possono trovare durante una stagione e quindi questa società è stata compatta dall'inizio. Poi vorrei fare complimenti a tutti i giocatori, al mister che è qua accanto a me e anche a tutti gli altri dirigenti che non sono presenti qua perché siamo in tanti in questa società che si spendono non solo sul piano economico, anche sul piano prettamente anche fisico, abbandonando le famiglie.
lasciando a casa figli, moglie, perché il campionato ci impegna anche tanto tempo da Ma è la spendere. passione quella che conta, no? Sì, 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 diciamo che se non c'è quella non si può andare avanti, perché appunto in queste categorie, non essendo stipendiati, non siamo tre professionisti che dirigenti vengono stipendiati, qua si fa tutto gratuitamente e quindi è la passione che ti porta a fare tutto ciò. Presidente, fermiamoci un attimo che poi riprenderemo questo discorso che è abbastanza interessante. Marco Mercante, ecco, Angelo Mercante, scusa. Di Marco io ricordo invece l'altro amico di cui ora parleremo. Angelo, tu come calciatore empedoclino, Granata, perché hai giocato, assolutamente sì, hai giocato diversi anni con l'Empedoclina, sì, e hai vissuto tante belle soddisfazioni. Ora tu sei dall'altra parte della barricata, oggi tu sei il tecnico, l'allenatore di questa squadra Granata che ha dato tante soddisfazioni. assolutamente sì. Ecco, da questa rosa di giocatori, ecco, parliamo della rosa di giocatori. Quanti empedoclini ci sono in squadra, in rosa? Ci sono parecchi, intanto buonasera a tutti. Ci sono tanti empedoclini in questa squadra, sono ragazzi molto laboriosi. Quando sono arrivato dentro lo spogliatoio devo dire che comunque i cambiamenti portano sempre un po' di timore, anche perché quando siamo arrivati noi, io dico noi, parlo pure del mio staff, perché da solo, io dico sempre che l'allenatore da solo vale poco, c'è tanta gente che lavora dietro. Io ho un collaboratore, ne ho due collaboratori, un preparatore dei portieri e un altro collaboratore che è Tony Tilaro e Giovanni Trupia. Poi la società mi ha messo a disposizione altri due collaboratori che già erano in società, che sono Fabio Marino e Peppe Portelli, e li ringrazio tutti quelli che hanno collaborato al progetto Empedoclina. Portelli che è un ex Portelli sì, anche lui è un ex calciatore, ha allenato anche lui l'Empedoclina. E come dicevo prima, quando si arriva a uno spogliatoio, ahimè, ci sono i cambiamenti non sono mai facili, non vengono accettati a volte facilmente dallo spogliatoio. Devo dire che questo spogliatoio comunque ha accettato subito il cambiamento, anche perché molti di loro mi conoscevano. Ahimè, io la Naumea sono un po' pignolo, sono un po' esigente, ecco, però vincere un campionato non è mai semplice, come diceva poco fa il Presidente, che sia di prima, che sia di terza categoria o che sia di Serie D, Serie B, Serie A, non è mai semplice vincere un campionato, quindi ci vuole tanta passione, sacrificio, ci allenavamo la sera, tardi, gente che finiva di lavorare, e non è facile stare dietro a uno che ti rompe le scatole, vai, forza, andiamo qua, facciamo questo, facciamo quello, 3 volte, 4 volte, non è mai semplice comunque. E ripeto, sti ragazzi sono stati veramente encomiabili, hanno seguito dal primo all'ultimo giorno. Io mi ricordo che noi siamo arrivati di giovedì, la prima domenica è stato un po' così di assestamento, poi siamo partiti, siamo andati fortissimo, abbiamo fatto 7 vittorie di fila, ci siamo staccati di 11 punti, e devo dire che i ragazzi veramente seguivano alla lettera, abbiamo giocato un calcio, sono le immagini che parlano da solo, un bel calcio veramente. A proposito di immagini, ecco, io pregherei la regia di mandare un servizio che proprio in occasione di quando avete tagliato il traguardo della promozione. Inviterei il nostro De Causi, Piero De Causi, di mandare in onda queste immagini festose di tutti i giocatori dentro il rettangolo del gioco che finalmente hanno tagliato il traguardo della promozione. La capolista se ne va, la capolista se ne va, se ne va, la capolista se ne va. E tanto già lo so che l'anno prossimo dicono un promozione. Bene, abbiamo visto queste immagini abbastanza festose, parliamo con Beppe Contino.
fare una squadra, organizzare una società non è una cosa molto facile, c'è bisogno intanto di unione di intenti, perché la società è composta da diverse responsabilità, da diverse persone, quindi tante volte uno si trova pure a decidere in momenti molto, molto importanti. Però formare una squadra come quella dell'Empedoclina, fatta per la maggior parte di giovani locali, già è importante. O no? Tanto buonasera a tutti. Ho avuto questo incarico quest'anno con la società, ci siamo messi, intanto siamo partiti con una riunione di dire facciamo un buon campionato. Avevamo un altro mister, abbiamo parlato con i ragazzi, tutti in parte di Porto Empedocle, qualche aggiunta c'è stata da fuori, con l'aiuto del presidente e di Fabio Speranza, che lo nomino personalmente, abbiamo costruito una squadra. Poi sono stati ma anche di persone competenti. Sì, normalmente sì. Ho capito che c'è anche Tony Tilaro. Tony, il mister che è accanto, sono venuti in secondo tempo. Siamo iniziati con il mister Vigneri, dopo un po' di partite, anche dico, eravamo pure primi, siamo stati criticati per un esonero, però ci sono delle situazioni alle spalle che non sono qua a dire. Sono dei percorsi che purtroppo... Sono cose che purtroppo nel calcio succedono. Succedono nel mondo del calcio. Abbiamo fatto la scelta poi, sicuri, eravamo sicuri, il primo io con altre persone, dare la mano alla squadra a un vincente, Empedoclino pure sangue, e abbiamo avuto risultati finali. Poi parleremo di cosa occorre a questa Empedoclina, a questa società, per tornare a giocare al Coldura. E abbiamo visto le immagini di quel campo meraviglioso in erba sintetica, che ha bisogno soltanto di essere maggiormente frequentata dalla prima squadra di Porto Empedocle. Dumbia, tu non sei empedoclino, ma è come se tu lo fossi, no? Esatto, sì. Ecco, tu quest'anno tu sei un attaccante insieme a Zeus, ecco, siete stati coloro i quali hanno segnato più gol insieme con Ernesto Lopresti, è vero? E Simone Sicurella. Simone, anche lui un giovane che è stato anche nell'Acregas ai tempi della C, e mi sembra che lui abbia segnato un gol che ha consentito all'Acregas di non perdere quella partita. E allora, intanto come ti trovi in Granata con l'Empedoclina, Dumbia? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io, vabbè, ormai posso dire che sono un empedoclino, perché diciamo dopo tanti anni che sono qua, diciamo sono con loro dal 2018 che abbiamo fatto la promozione insieme, quindi ci conosciamo abbastanza bene, quindi per me è come fosse la mia famiglia, in poche parole. Qual è la tua caratteristica principale? Allora, io sono un attaccante di punta. E quindi niente, gioco là davanti. Giocare in un campionato di prima categoria, ecco, tu forse eri abituato a giocare forse in qualche categoria superiore, o ricordo male? No, io ho giocato nelle alcune categorie, diciamo prevalentemente nella promozione, e poi ovviamente mi sono abbassato, però non è... Diciamo che innanzitutto quest'anno per me è stata un anno piuttosto un po' difficile, nel senso che l'anno scorso ho avuto un brutto infortunio e quindi per me era stata, diciamo, un po' complicata, perché vedere gli altri giocare, insomma, non era abbastanza severo. Ho seguito la squadra da vicino, e appena dopo l'intervento ho fatto la riabilitazione, poi dopodiché ho contattato il mister subito, che mi ha dato la piena disponibilità e mi ha detto: per noi tu ci conosci, ormai sono tanti anni. Dove sei nato, Dumbia? Io sono maliano, nazionalità maliana. E sei da molto tempo qua in Italia? Sì, ormai sono 9 anni. 9 anni, perché parli perfettamente italiano. Sì, la cavo abbastanza bene. Devo dire che da poco ho avuto anche la cittadinanza italiana, quindi sei italiano. Sì, una splendida persona, Juva. Perfetto. Sì. Matteo, intanto fa impressione a vedere già gli altri festeggiare. Ieri c'era la tentazione a festeggiare veramente, però siccome mancano 2 partite bisogna essere scaramantici. Tu sei d'accordo? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Questo studio mi ricorda tante cose. Vorrei lanciare, se me lo permettete, un grande saluto a Gerlando, che sicuramente da lassù ci starà guardando.
Sì, faccio i complimenti all'Empedoclina per la vittoria del campionato meritata e speriamo che tante altre squadre dell'Agrigentino possano raggiungere questi traguardi. Noi Gerlando, ieri è stata una grossa vittoria, però dobbiamo stare sempre con i piedi per terra. Io dico sempre che è da 4 settimane che dico che abbiamo 4 finali da fare e le dobbiamo fare di domenica in domenica, dobbiamo guardare la partita successiva. Non dobbiamo festeggiare, anche se sappiamo che ieri, come ripeto, diciamo questa vittoria è stata... Matteo, stanno andando in onda le immagini dell'S. Questa sì, ieri è eccezionale. Ieri è stata, diciamo, come partita forse non tanto bella, perché si sa, queste sono partite che ti giochi un campionato, non possono essere belle, tu guardi solo il risultato, però tutto sommato penso che la vittoria l'abbiamo meritata e poi il pubblico ci ha aiutato molto, perché ieri c'era una cornice di pubblico che forse non si vedeva da tantissimi anni. Niente, adesso sabato abbiamo quest'altra finale, dobbiamo andare a giocare contro un'ottima squadra, perché il Misilmeri è un'ottima squadra, e poi ci prepariamo per la fase finale, per l'ultima partita, che incontriamo una squadra che lotta per la salvezza e ripeto, sono sempre partite insidiose che bisogna stare sempre con i piedi per terra. Ecco, dall'altro della tua esperienza, tu società e professionisti che ne hai girate, tra l'altro sei un vecchio giocatore che ha conosciuto la C anche qua con l'Acragas. Ecco, da quei tempi a questi tempi più moderni, che cosa è cambiato nel mondo del calcio? Ma guarda, io quando sento dire certe cose sinceramente mi dispiace sentire certe cose, certi giudizi che danno. Il calcio di una volta è un calcio antico, adesso è un calcio moderno. Io il calcio di allora non lo cambio sicuramente con quello di oggi, questo è scontato, perché io ho vissuto quegli anni 70, gli anni 80, gli anni 90 dove si giocava veramente a calcio. Adesso è cambiato il calcio perché, diciamo, magari si è migliorato tanto sulla parte, diciamo, degli schemi, sulla parte tattica, però non mi vengono a dire che i giocatori di allora erano meno scarsi, erano più scarsi di quelli di oggi tecnicamente, o correvano di meno. Io faccio un esempio, io dico sempre, io giocavo sulla fascia laterale a sinistra. Ma eri anche un esterno alto? No, io ero alto e basso. Oggi c'è l'esterno basso, l'esterno alto e si alternano. Io mi facevo 100 metri andare e poi dovevo fare 100 metri ritornare. E l'esseneto allora, se non erro, era 115 metri e in terra battuta. E il gioco era più veloce, perché la palla quando rimbalzava per terra aumentava di velocità, allora doveva essere più veloce. Dunque dico, poi tecnicamente penso che i giocatori di allora erano molto più forti, perché si curava più la tecnica, e ora magari gli allenamenti sono basati più sulla tattica, sugli schemi e questo. E poi penso che sia cambiato anche il modo di avere le bandiere nelle squadre, perché oggi tu fai un contratto triennale con una società, arriva un'altra società, ti offrono 10.000 euro in più e hai diritto a rescindere il contratto e passare nell'altra squadra, mentre allora i giocatori stavano 5 anni, 10 anni, 7 anni, 8 anni in una società, c'era molto più attaccamento alle società, mentre ora è più un business. Bene, allora noi dobbiamo invece riprendere il discorso Empedoclina, però vorrei parlare del vostro futuro, perché oramai quello che avete voi raggiunto fa parte del passato, perché oramai la promozione va nel dimenticatoio, quindi basta, bisogna pensare al futuro. Cosa c'è dietro l'angolo per l'Empedoclina? Intanto partiamo dallo stadio Coldura. Diciamo che lo stadio, noi ci auguriamo il prossimo anno di giocare a Porto Empedocle con il pubblico, perché vedendo anche queste immagini dell'Agras con lo stadio pieno, dico, oltre che fa bene alle casse delle società, perché fa comunque anche ed è bello e piacevole vedere le gare con il pubblico, perché ma anche i giocatori stessi quando vedono sono più motivati, noi onestamente il sindaco dottore Calogero Martello e l'assessore Giuseppe Picone ci hanno rassicurato che lo stadio entro il mese di giugno, se tutto va bene, perché quindi a breve, ora, sì, tra un paio di mesi. A breve dovrebbero iniziare i lavori per ultimare alcune cosette che mancano in tribuna per avere comunque questa agibilità.
Ci auguriamo che tutto ciò venga fatto, perché... Scusa, ti voglio fare vedere che c'è l'omaggio, ecco, a Marco Ferrera da parte di due ragazzi e di un due Sì, ragazzi, sono il capitano Granone dell'Empedoclina e un ragazzo credo del Nicosia, la gara con Nicosia. Sì. Cioè, è stato un gesto, questo forse è stato nel momento in cui avete giocato per la prima volta, forse ritornati. No, era una gara Collor? decisiva, No, era una gara decisiva. Ah, decisiva. Sì, è stata la gara che ci ha portato, abbiamo vinto questo 2-0 e ci ha portato a 8 punti rispetto alla seconda, il Real Suttano. È stata una partita preparata benissimo, era molto sentita, l'abbiamo portata a casa. Ti ho interrotto, Abbiamo fatta scusami. nostra. No, diciamo allora... che proprio da lì nasce questo progetto, nasce proprio nel 2018 con la morte comunque del nostro capitano. Ed è partito da lì, il progetto. Marco Vive è proprio iniziato da allora. Per quanto riguarda lo stadio, stavamo dicendo che comunque a breve dovrebbero iniziare i lavori, perché sai benissimo che una società per programmare deve avere uno stadio aperto al pubblico, perché diventa difficile oggi programmare un campionato di promozione senza la tifoseria, Certo. senza gli incassi, quindi sappiamo che i tempi sono tristi, quindi anche le aziende, i commercianti, che io comunque faccio un appello anche a loro affinché quest'anno ci sia da parte loro la possibilità di dare a questa società una mano, perché questa è una società che è aperta a tutti, quindi noi siamo qui e se qualcuno si vuole fare avanti, dico, la società è aperta a tutti coloro che amano l'Empedoclina. Sicuramente. Mister, allora, parlando sempre di futuro, bisogna parlare di futuro anche per quanto riguarda la rosa dei giocatori. Non so se il DS ti ha riconfermato, ora questo non lo dirà lui. Ci sarà tempo. Sarà una rosa che verrà rivista, se magari un po' corretta, non lo so. Noi, dico sempre noi come staff, noi abbiamo allenato l'Empedoclina l'anno che era in promozione, prima del Covid. Devo dire che comunque tra la promozione e la prima categoria ci sono le categorie per questo, quindi ci sono lo stacco c'è tra una categoria e l'altra. Questa è una buona rosa, ma naturalmente per fare la promozione è normale che ci vogliono, intanto ci vogliono i juniores, perché noi quest'anno avevamo 2 ragazzi, poi se ne è aggregato un altro, quindi avevamo Scaletta e Sodano, e poi si è aggregato Caparro, ne avevamo solamente le 3 come juniores, quindi dobbiamo partire dai juniors, perché per cambiato di promozione perché giocano 2 junior obbligatori, sì. Credo che il prossimo anno dovrebbero essere un 2005 e un 2006. Sempre più difficile. È sempre più difficile, sì, quindi i giovani mancano, ecco, i giovani mancano, quindi si dovrebbe partire già da lì. E poi naturalmente è normale, la squadra va rinforzata perché il campionato di promozione, ripeto, è un altro tipo di campionato rispetto alla prima categoria. Lo stesso, l'eccellenza è diversa da quella della promozione. Poi per quanto riguarda la riconferma, vedremo quello che succede. Se sono soddisfatti della tua prestazione. No? Ma assolutamente, siamo liberi di... Allora, Peppe, siete soddisfatti di cosa? No, soddisfatti dire poco, soddisfattissimi, anche perché sono persone, oltre la professionalità umanamente parlando, Riconfermato Mercante, no? Per me potrebbe essere già riconfermato, lo posso dire pubblicamente, però è giusto parlarne con la società. È chiaro. Godiamoci intanto questi 2 giorni di festa, stasera saremo tutti assieme e poi vediamo il mister, che sicuramente sono convinto che sarà riconfermato, sarà il prossimo mister. Normalmente faremo... Dombia chiaramente rimarrà a Porto Empedocle, no? È una scelta poi che vedremo con il mister, ma poi io come ho detto, per me loro sono... Tu dove abiti? A Porto Io Empedocle? sono qua, no, a Agrigento. Ad Agrigento. Sì, quindi intanto godiamoci di questa, diciamo, Juba l'anno che eravamo in promozione era con noi in promozione. Sì. L'anno scorso è stato sfortunato che si è rotto il crociato, quest'anno quando è arrivato ha avuto tante difficoltà, doveva recuperare l'infortunio, si è messo a disposizione, noi ci siamo messi a disposizione sua e devo dire, come stavo dicendo poco fa, nella partita decisiva col Nicosia Juba è stato fondamentale perché ha giocato una grandissima partita, ha fatto il gol decisivo ed è stato un motivo di orgoglio perché
oltre ad essere un bravo giocatore, è pure una splendida persona. Questo è Senza nulla togliere a tutti gli altri Grazie, ragazzi, mister. perché la squadra dell'Empedoclina ha molti bravi ragazzi, però Juve è un ragazzo veramente splendido e merita tanto, ha educazione a vendere, questo è importantissimo. Il giorno di Come oggi. ti trovi con Zeus? Beh, bene, bene. Con Zeus anche oltre il campo diciamo siamo amici, ogni tanto usciamo, facciamo le cose insieme, quindi con lui mi trovo abbastanza, ma non solo con lui, anche con tutti gli altri della squadra comunque, come quando siamo arrivati, dico, cioè, non tanto per dire quando si vincono le cose che va tutto bene, cioè, ho trovato veramente dei ragazzi fantastici, veramente, mi sono trovato abbastanza bene, anche perché cioè, i ragazzi sono da tantissimi anni che si conoscono, molti si conoscono da tanti anni e quindi insomma sì. Matteo, noi non possiamo in questo momento parlare, il vostro futuro è vincere il campionato, però quando si abbasserà la saracinesca poi si parlerà anche del futuro. Però dobbiamo dire una cosa molto importante, che quest'anno società, dirigenza e squadra sono andati veramente molto bene, c'è stato diciamo, un rapporto molto bello tra le parti. Sì, Gerlando, ma anche l'anno scorso... Io capisco che tu sei sempre affezionato a Gerlando. Va bene, ma ti perdono. Mi devi scusare, ma non... No, assolutamente. Non me lo rimprovero. È un onore farsi chiamare anche Gerlando. No, anche l'anno scorso, diciamo, Carmelo, non è che c'era un bel rapporto tra società, squadra, tifosi, e siamo fino all'ultimo, diciamo, ce la siamo giocate, anche se il Canicattì aveva preso un grosso distacco, però quest'anno, diciamo, la squadra è stata rivoluzionata, mi sembra che sono rimasti 2 o 3 giocatori dell'anno scorso, il mister pure, lo staff tecnico, tutto. Sì, quest'anno quando ci sono i risultati poi è normale, quando tu fai un campionato di vertice dall'inizio fino alla fine, a parte qualche giornata che siamo stati lì, diciamo, dietro l'enna di un punto, è normale che tutto è facile, tutto diventa semplice, bisogna vedere nei momenti, queste cose si giudicano nei momenti quando le cose non vanno bene, che la contestazione c'è sempre, però dico il pubblico argentino dell'Agragas quest'anno è stato grande, ci ha seguito in tutte le trasferte, e la dimostrazione anche di ieri, della partita di ieri, anche se era una partita un po' particolare, però il pubblico ha sempre risposto, la società ha sposato questo progetto, fino adesso, diciamo, non ci ha fatto mancare nulla, perciò tutto sta filando liscio, speriamo, ora ci manca solo la ciliegina sulla torta di vincere il campionato e poi vediamo la società cosa decide, il programma dell'anno prossimo quale sarà. Prima raggiungiamo allora il traguardo della promozione in D e poi avremo ospite anche qua nel nostro salotto la dirigenza dell'Agragas, perché dobbiamo poi guardare al futuro, ciò che potrebbe succedere, perché l'estate serve per andare a riposarsi, no? Invece io penso che sarà un'estate bollente non solo dal punto di vista atmosferico, ma anche perché si organizzerà una nuova stagione. Mi fai dire un'altra cosa, Carmè, scusa. Io quello che voglio fare è un appello al comune per vedere di sistemare questo stadio, perché mi sembra giusto che se ne occupasse il comune, o lo danno in gestione alla società per come è stato proposto dal presidente Deni, oppure vedono di fare qualcosa, perché la società fa pure sacrifici in questo modo, perché hanno fatto la resemina quest'anno 2 volte, tutto a spese della società, fanno delle pulizie che spettano al comune fare e le fa la società a spese loro. Ora dico che si decidano anche per l'illuminazione, perché è una vita che se ne parla, di fare questo campo in erba sintetica, perché non si può tenere un campo, una struttura solo ad Agrigento in erba naturale, perché tu non hai la possibilità di allenarti tutti i giorni nel campo, non ci sono altri impianti dove andare a allenarti. Speriamo che il comune, appena arriva questa benedetta promozione, magari
si ravveda un pochettino su queste cose, perché sono cose molto importanti. Abbiamo visto nel passato che ci hanno costretto ad andare a giocare fuori casa fino a poi arrivare ai fallimenti per mancanza di illuminazione. Eh sì, e comunque noi ci prendiamo questo impegno. Ma noi abbiamo tanta, diciamo, nell'amministrazione confidiamo tanto. Sappiamo, ieri il sindaco era pure a vedere la partita, l'assessore allo sport, erano tutti là. Speriamo che vedendo questa cornice di pubblico e questo spettacolo magari possano cominciare a decidere a prendere qualche iniziativa. È la città della cultura per il 2026, ma cultura 25, in generale, 25. Anche cultura, 25, e anche cultura sportiva, anche perché anche questo fa parte, fa parte della cultura generale. Comunque noi ci prendiamo l'impegno di avere nel nostro salotto non solo la dirigenza crecantina, ma anche un assessore, anche lo stesso sindaco. Se vuole venire, con tanto piacere noi lo ospiteremo e parleremo così in maniera trasparente e diremo le cose come stanno e quali potrebbero essere anche i problemi che impediscono. Ma sai, collega, almeno la cosa che mi preoccupa di più è che, cioè, non vorrei che si portasse questa società, diciamo, a mollare, perché io sono convinto che se dovesse mollare questa società difficilmente troveremo gente disponibile a portare avanti un progetto. L'ha dimostrato questa società in questi 2 anni, spendendo dei bei soldini, perché io so che sono dentro la società e so i soldini che hanno speso. Vediamo di incentivare queste persone a raggiungere certi traguardi e non farle scappare, perché se scappano queste persone penso che attualmente da Agrigento nessuno sia in grado, ma non perché non ne hanno le capacità economiche, magari perché non lo so, il calcio mancanza di sono appassionate del calcio, certo. Ma non vedo persone che possano prendere in mano queste società e affrontare certe spese. Comunque non bagniamoci prima che piove, Matteo. Va bene, vediamo pensiamo, un po' quello che succede, intanto pensiamo e poi riprenderemo questa a portare in porto questo discussione, campionato e poi il resto viene dopo. È importante dare e capire le cose come stanno. Va bene. Allora facciamo un passo indietro, andiamo in promozione. Andiamo in promozione. Come vedete, Presidente, i problemi sono gli stessi sia in promozione che in eccellenza, in Serie D e in Serie C, perché l'Agragas, che era in Lega Pro, ecco, poi ha fatto 2 passi, 3 passi indietro, anche di più, perché poi è dovuta ripartire perché è fallita da zero, e c'è sempre lo stesso problema, l'aiuto che manca, lo stadio che non si presenta per come si dovrebbe presentare, tutto questo genere di cose. Voi avete raggiunto un traguardo bello, a parte la promozione, ma il fatto di avere finalmente uno stadio degno di tal nome. Io mi ricordo quando il Collura, che non si chiamava Collura ma si chiamava semplicemente Comunale di Porto Empedocle, era in erba naturale. E, caro Matteo, quello era un campo che era a schiena d'asino, mi ricordo, e c'era l'erba, Non lo sapevo che era in erba naturale. E poi per mancanza di manutenzione l'erba è andata in pensione ed è rimasto la terra. Se non hai altre strutture non serve a niente, no, per un campo in erba. Il ponte di ferro hanno loro e poi basta, non è che c'è altro. Però il fatto che si sono interessati, che ora c'è un campo, un rettangolo di gioco in erba sintetica, la luce c'era, perché fortunatamente quando fu fatto questo campo in erba naturale, lo voglio sottolineare, sono state fatte pure le Torre Faro, quindi diciamo che terreno di gioco e Torre Faro hanno fatto lo stesso cammino. Così bisognava fare per l'Esseneto, quando l'Esseneto è stato ristrutturato e quindi poi il terreno di gioco poi è stato trasformato in erba, nel 92, sì. Ecco, là siamo. Ecco, allora avete lo stadio, gli spogliatoi che erano una pecca sono stati rimessi a nuovo, la squadra è fatta di Empedoclini, avete ridotto notevolmente le spese, ora vi trovate in promozione, avete bisogno di 2 cose, del vostro pubblico e di una mano d'aiuto da parte dell'amministrazione. Beh, credo che nell'ultima partita che abbiamo fatto casalinga il sindaco si è preso l'impegno pubblicamente il prossimo anno di pagare l'iscrizione alla
alla promozione, quindi per questo dico, lo ringraziamo per la vicinanza. Una spesa in meno per voi. Una spesa in meno. Devo dire che tutto sommato il comune, il sindaco, anche l'assessore Peppe Picone sono stati vicini a questa società, nonostante le numerose difficoltà che ci sono al comune, perché ad oggi il comune di Porto Empedocle è ancora in dissesto finanziario, quindi questo è un grande problema. Però ci auguriamo che in futuro possa uscire dal dissesto e possa dare una mano non solo comunque all'Empedoclina, ma anche interessare che so, i commercianti, sì, anche gli imprenditori gli locali. locali, e la funzione del sindaco serve anche per questo. Ma infatti noi abbiamo chiesto e chiederemo al dottore Martello di cercare di sensibilizzare gli imprenditori locali a dare una mano a questa società. Tra l'altro le trasferte mi sembra che, come sono state abbastanza lunghette in prima categoria, mi sembra che la promozione su per giù sono sempre le stesse, o no? Sì, occhio e croce, sì. Qualcuno un po' più distante c'è onestamente con la promozione. Però anche quelle di prima categoria. Quest'anno siamo stati a Nicosia, siamo stati a Nicosia, siamo stati domenica scorsa, siamo stati a Niscea. A Gangi si gioca. A Gangi, Addirittura siamo in mezzo alla Madonia e quindi la strada c'è. E devo dire che nonostante tutte le difficoltà la società ogni domenica ci portavano al ristorante, sia in casa sia nelle trasferte, spesso andavamo in pullman. Questi sono sacrifici che ha fatto la società e bisogna darne atto, perché non è semplice, cioè ogni domenica. E comunque qualche appassionato vi seguiva anche fuori casa, vero? Sì, qualcuno veniva. Però i dirigenti hanno fatto tantissimi sacrifici di tasca loro, cercavano di non farci mancare nulla. La società è cresciuta tanto, negli anni la società è cresciuta tanto, ripeto, non è il primo anno che io alleno l'Empedoclina e devo dire che è cresciuta davvero tanto questa società, tanto. Parliamo dei progetti invece di squadra, le ambizioni per quanto riguarda l'Empedoclina. Così un uccellino mi ha detto che vi state organizzando perché non siete molto appagati di questa promozione. Vorreste... diciamo che avete qualche mira più... Come ho detto poc'anzi, se abbiamo noi le tribune aperte comunque che possono entrare i tifosi, possiamo programmare qualcosa di diverso, quindi non ci nascondiamo, nel giro di qualche anno puntare all'eccellenza, che credo che Porto Empedocle possa tranquillamente disputare un campionato d'eccellenza. Lo dimostra comunque la tradizione, perché negli anni l'Empedoclina era sempre nel campionato d'eccellenza, quindi questa la società, la prima cosa principale che chiede è la riapertura delle tribune, perché senza quella è inutile parlare di futuro, parlare di promozione. Vediamo cosa succede allora nel mese di giugno. Io penso che mettendoci mano, penso che si cercherà di rendere agibile quando meno gli spalti per gli spettatori che sicuramente accorreranno allo stadio. Allora, Peppe Condino, tu sei agrigentino puro sangue, però te la fai a Porto Empedocle. Come mai mi questa hanno scelta? portato in questa avventura. Ecco. Come sapete il mio cuore è stato sempre bianco-azzurro, non lo nego. Mio papà mi portava allo stadio dal primo anno. C'è stata questa avventura, è iniziata con mio figlio, poi dico il presidente è mio cugino, mi hanno trascinato là. Tutto in famiglia. Tutti in famiglia, sono tanti amici. Ti dico, mi trovo benissimo, sono ben accolto, me la passo bene, ma il cuore bianco-azzurro c'è sempre, attenzione, rimane. A proposito di cuore bianco-azzurro e di cuore granata, c'è un feeling tra Porto Empedocle e Agrigento. Certo, siamo divisi dal Ponte Morandi, però siamo tutta un'unica famiglia. Sì. È vero, Matteo? Sì, abbiamo avuto, ci sono stati giocatori di Porto Empedocle che hanno indossato la maglia dell'Ageras, io parlo dei miei tempi come Peppe Di Emanuele, Bernardo che giocava con l'Empedoclina, anche se lui era di Favara, e viceversa giocatori che hanno giocato con l'Ageras, che hanno giocato a Porto Empedocle. C'è stato sempre questo, diciamo, feeling tra Agrigento e Porto Empedocle.
Ma anche dal punto di vista dei tifosi, perché i tifosi di Porto Empedocle, vedere l'Akragas, ne vengono abbastanza. Domenica credo che c'era un gruppo organizzato che è venuto a vedere la partita. Poi io adesso sono pure un po' marinese, come si dice marinese, ma non tocca mia figlia che ha sposato uno di Porto Empedocle, perciò c'è questo figlio. La famiglia s'allarga. Il presidente dell'Agras che è empedoclino, quindi è vero, Deni che è empedoclino, è nato a Porto dobbiamo dire anche Empedocle. un'altra cosa, che è stato anche il presidente dell'Empedoclino, quindi quest'anno è destinato a vincere il campionato come ex e come presidente. Deve fare la doppietta, L'Empedoclina che ce l'ha vinto e poi deve vincere questo con l'Akragas. Deve fare la doppietta, speriamo bene, dai. Dumbia, io vorrei completare il discorso con te. Sì. Ecco, tu ti trovi bene nell'Empedoclina, ma non hai qualche richiesta sotto banco? No. Vabbè, diciamo... Qualcuno ti cerca? Sì, Perché sì, tu mi sembra sì. che hai segnato 13 gol o no? No, quello è Zeus, quest'anno no. Quest'anno, come diceva mister, io sono rientrato poco, quindi sì. Quanti gol hai segnato quest'anno? Uno solo. Ah, uno solo? Uno solo, sì. Ma è importante. È stato poco però... È stato quello importante comunque, Sì, no? sì, infatti, Ecco, parliamo un attimino di bomber che sono stati nell'Empedoclina. Zeus ne ha fatti 13, Lopresti ne ha fatti 15, poi Sicurella mi sembra che ne ha fatti 11. 11, sì, forse 11. Siamo la squadra che ha fatto più gol. Sì. Bene, io vi auguro tutto il bene di questo mondo e questa trasmissione la concludiamo in questa maniera. Ecco, Matteo, vuoi aggiungere un'ultima cosa? No, volevo con l'occasione fare un appello a tutti i tifosi e a quelli che erano ieri allo stadio, che oggi quelli di Sport Italia mi hanno chiesto le immagini, dato il mio buon rapporto che ho con questi che sono stato già 2 La volte in Sport trasmissione Italia. va questa sera. Sì, alle Quindi possiamo 11, dire che alle 11 c'è... ore 23 su canale 60 Sport Italia, perché Criscitello mi ha detto di fargli un po' di pubblicità anche se non avete bisogno. E gli ho mandato tutti i video delle immagini di ieri, della curva, della tribuna, di queste bellissime immagini che sicuramente faranno bene. Quindi stasera l'Akragas sarà a Sport Italia. Esatto. Poi la prossima settimana ci vado io, dopo che, non voglio dire niente per scaramazia, dopo che finisce tutto poi ci vado io. E allora, intanto mi congratulo con voi per questo salto di categoria. E, Matteo, noi dobbiamo avere un pochettino di pazienza prima di farci gli auguri. Gli auguri di Pasqua ce li faremo sicuramente. Dico, per l'Akragas no, che... te l'ho detto prima, Carmè, bisogna pensare alla partita di domenica. Noi non dobbiamo pensare che abbiamo vinto il campionato, perché non abbiamo vinto niente. Fin quando i campionati si vincono quando c'è la matematica. E la matematica ci può essere la prossima domenica ancora, non tanto questa domenica. Noi tifiamo pure per il Favara, attenzione. Io l'ho detto ieri, quelle di Favara l'ho sempre detto io, non l'ho detto ieri, perché qualcuno può pensare, dato che l'Enna va a giocare a Favara l'ultima partita, può pensare che noi diciamo tutte queste belle parole perché il Favara deve incontrare l'Enna e magari ci possa fare un favore. Intanto adesso il campionato dipende solamente da noi, esatto, non dobbiamo stare a speranza di nessuno. E poi Favara merita perché sta facendo un grosso campionato, un grande campionato, e merita di entrare ai playoff e mai dire mai. Speriamo che magari possa essere il Favara l'altra squadra, diciamo. La Agrigentina a salire dei categorie. Possono essere 2 le squadre, diciamo. Non diamo nulla per scontato, né per noi né per gli altri. Ci potrebbe essere 4 squadre in Serie D a questo punto. Sì, è logico. Perché Favara, Canicattì e Licata. È logico. Così speriamo bene, dai, speriamo per tutti, tifiamo per le squadre agrigentine sicuramente. Bene, allora noi ringraziamo il presidente Alessandro Termini per la sua presenza. Grazie, complimenti per questa promozione, ringraziamo Angelo Mercante per la sua presenza ed anche il nostro DS Peppe Contino che ci fa le corna, è andato a Porto Empedocle, no? Però comunque non dimmi questo perché mio papà se no ci stai bene. No, tuo padre è buonanima te l'età, però come sai mio papà era un tifoso di tutte le squadre argentine. Era sportivo e tifoso, però era sportivo. È tifoso di tutti. Dubbia,
in bocca al lupo anche Grazie, per te, grazie. e buon ritorno. Quest'anno hai giocato pochissimo, però il prossimo anno ti potrai esprimere ancora meglio dopo un periodo, diciamo, un pochettino poco felice. Matteo, noi l'appuntamento è sabato prossimo sul campo del Don Carlo Misilmeri, in bocca al lupo. Grazie, Noi ne crepi il lupo. approfittiamo anche per fare i nostri migliori auguri di buona Pasqua a tutti. Sì, ecco, i con questa telespettatori occasione facciamo sportivi gli di auguri Agrigento. a tutta la popolazione, a tutte le persone, non solo ai tifosi, anche a tutte le persone che sono in vita. Auguri di buona Pasqua a tutti e niente, speriamo la prossima settimana di essere più essere sereni, più tranquilli, di festeggiare, e di diciamo, festeggiare anche. come ha festeggiato l'Empedoclina il campionato che hanno vinto meritatamente. benissimo. E un'altra cosa, una proposta che vi faccio, Perché non appena sapete? aprite questo benedetto stadio, vediamo di organizzare una bella Intanto- amichevole con l'Agragas, così riempiamo lo stadio anche di Porto Empedocle e Intanto- andiamo, ecco, Vediamo se possiamo essere pure presenti nell'ultima partita, magari la nostra squadra tutta ad Agrigento per benissimo. Ma questo ci fa onore, No, ci già. fa onore perché Vediamo, però come dice Matteo, andiamoci. no, bisogna stare Andiamoci. intanto dobbiamo pensare alla partita di sabato, è molto Scaramanzia, importante. Scaramanzia. Poi vediamo. Bene, allora salutiamo i nostri amici telespettatori, grazie per la cortese attenzione, una felice e buona Pasqua a tutti e arrivederci ad una prossima puntata. Grazie e arrivederci.